Amici sportivi, buon pomeriggio, ben trovati dal Palabadiali di Falconara per una partita che si preannuncia spettacolare. Città di Falconara contro Lazio, un match che purtroppo per noi e per voi qui dall'impianto falconarese non può essere seguito dal pubblico se non dagli addetti ai lavori delle due compagini, ma che si annuncia davvero ricco di spunti, ricco di emozioni, ricco di giocate. Una prova del 9 per le Citizens di Massimiliano Neri, mentre risuona qui al Palabadiali l'inno del Città di Falconara, un match in cui cercare di portare via punti pesantissimi per la squadra di Daniele Chilelli. Le squadre sono allineate a centrocampo insieme ai direttori di gara. Inusuale ma bella maglia, anzi divisa a orange arancione per il Città di Falconara con segni blu sulle spalle, divisa nera con l'aquila d'oro nel petto per le laziali. Fasi prepartita con gli incoraggiamenti e le ultime parole in panchina per i due gruppi squadra, mascherina d'ordinanza ovviamente per tutti quanti, non saranno impegnati, pronti ad entrare sul rettangolo di gioco, e noi approfittiamo di queste ultime fasi per andare a leggere le due distinte, le due formazioni. Partiamo ovviamente dalla squadra ospite, dalla Lazio, che si presenta in campo con il numero 6 capitano Barca, numero 8 Benvenuto, con il numero 19 D'Angelo, con il 17 Pinheiro, numero 9 Ballardin, numero 7 Beita, numero 20 per Grieco, con il 10 Tanigna, numero 77 per Vanessa, 22 Scarcella, con il 12 Cevanelli, con il numero 1 Tirelli. In panchina nella veste ufficiale di allenatore c'è Stefano Tichetti, ma in realtà sappiamo tutti che a comandare e a menare le danze c'è Daniele Chilelli. Risponde il Città di Falconara con in campo la numero 1 Di Biase, numero 4 Tati, numero 6 Rubal, numero 7 Marta, con il numero 10 il capitano Sofia Luciani, numero 13 Nona, con il 14 Giuliani, numero 16 Isa Pereira, con il numero 18 Giacobbe, con il numero 21 Ferrara, 22 Marcelli, 99 Raffaela Pato Dalmaz. In panchina il tecnico Massimiliano Neri, partiti con il kick-off affidato alla Lazio, primo pallone amministrato dalla formazione in maglia nera, prima difesa per le padrone di casa, il Città di Falconara, le aquile contro le falchette. Sale di pressing la squadra di Massineri, prova a riguadagnare il primo pallone con Dalmaz, Pato che lotta e comunque regala la prima rimessa laterale alla Lazio, e quindi prime fasi, primo tentativo offensivo portato dal quintetto laziale. Rimessa laterale sulla banda destra, il pallone che va da Tanigna, il pallone verso Vanessa, prova il dribbling, viene fermata. L'ultimo tocco però secondo i direttori di gara è il suo, e quindi si riparte con il primo possesso per il Città di Falconara. Mancano gli arbitri all'appello, ovvero i signori Coppo Fongoli della sezione di Terni, Cini della sezione di Perugia, coppia Umbra. A guidare il match al tavolo del crono c'è il marchigiano Acella di Macerata. Marta apre il gioco per Isa Pereira, prova un bel lancio per Pato che con il petto controlla, entra in area, mette dentro un pallone apparentemente velenoso che invece termina la sua corsa sul lato opposto, e quindi in fallo laterale per la Lazio. Sul pallone brilla sulla schiena il numero 10 di Tanigna, il suo lancio è preda di Isa Pereira, squadre subito un po' allungate, c'è quasi un 3 contro 3 nella metà campo falconarese. Isa Pereira viene affrontata, commette fallo e quindi c'è il calcio di punizione per la Lazio. Calcio di punizione guadagnato da Grieco, Alessia Grieco, classe 99. Il pallone viene lasciato a Tanigna, destro velenosissimo, attenta però Angelica Di Biase, ribatte, poi erroraccio con i piedi da parte del portiere della Lazio Arianna Tirelli, e ci sorprende ovviamente viste le sue qualità indiscutibili in questa giocata. Si è letteralmente impappinata col pallone fra i piedi e ha regalato un'occasione d'oro alla Città di Falconara. Non è riuscita però ad approfittarne. Prime emozioni qui al Palabadiali, 0-0 dopo 64 secondi effettivi di partita. Lancio lungo a cercare Grieco, il pallone viene mandato sull'out dall'intervento di Tati. Altra rimessa laterale sempre da quella mattonella per la Lazio, questa volta alla battuta va Cecilia Barca,
la sua lunga chioma bionda, finta di Tanigna, il velo, si fa vedere Grieco, prova a chiudere il triangolo, il pallone è ribattuto da Tati, la palla termina ancora fuori, si resta nel quadrato offensivo del quintetto laziale. Non sappiamo di preciso se sia calcio d'angolo o rimessa laterale, siamo da quelle parti della lunetta del corner ed è esattamente calcio d'angolo. Difesa da parte di Città di Falconara, prova uno schema o qualcosa del genere la Lazio, malinteso nello scambio fra Vanessa e una compagna, il pallone scivola lentamente fuori del rettangolo di gioco e si resta 0-0 dopo 1 minuto e 20 secondi. Fra Città di Falconara e Lazio, una vera e propria prova del 9, così è stata definita in settimana in casa falconarese questa partita. 2 vittorie su 2, 6 punti conquistati sino a questo istante dal club di Marco Bramucci, e allora oggi c'è la ricerca di altri 3 punti per volare a quota 9, mantenere una vetta della classifica condizionata ovviamente dagli asterischi delle altre rivali, delle altre contendenti che hanno visto rinviate una buona parte dei loro match. Città di Falconara, una delle pochissime squadre ad aver avuto la fortuna di disputare entrambe le partite senza subire appunto spostamenti o rinvii da positività di questo maledetto coronavirus. Altro calcio di punizione in favore della Lazio, trascorsi 100 secondi, sul punto di battuta c'è Tanigna, siamo più o meno a 15 metri dalla porta di Di Biase, finta conclusione quasi allo scadere dei 4 secondi a disposizione, ci ha provato Vanessa 3 volte, ovviamente pallone d'oro la numero 77 della Lazio. È lei che si appresta a battere questa rimessa laterale, vicino a lei c'è Tanigna, finta il tiro, mette il pallone in mezzo, palla recuperata, prova la ripartenza il Città di Falconara, corre però più veloce Tanigna e concede il break alla Lazio su questo contropiede innescato in maniera pericolosa dal Città di Falconara, con Isa Pereira che ha perso il duello in velocità nonostante abbia scalato rapidamente le marce. È lei che riceve ora il pallone sulla rimessa laterale effettuata da Tati, imposta lei, ragioniera di questa azione, riceve da Isa, ancora Tati, rischia sulla pressione portata ai suoi danni da Tanigna, guadagna comunque una rimessa laterale. Partita più che godibile in questi primi 2 minuti abbondanti, risultato però fermo ad occhiale, 0-0 fra Città di Falconara e Lazio. Imposta il quintetto quest'oggi in maglia arancione, il pallone va da Isa Pereira, forte lungolina quasi sulla lunetta del corner, come fosse un esercizio di allenamento, arriva a rimorchio Tati che voleva calciare ma c'è puntuale lo stop, la transenna opposta da Grieco, concede la rimessa laterale, quasi un corner anche in questo caso, pallone forte nel cuore dell'area, non ci arrivano prima Pato Dalmazza e poi Marta, il pallone scivola veloce davanti ai loro occhi e c'è la rimessa laterale per la Lazio, che sino a questo momento possiamo dire è padrona del match sul piano del palleggio e del possesso palla, seppure a livello di occasioni non ci siano state clamorose opportunità su ambo le sponde e quindi la gara risulti a tutti gli effetti equilibrata. C'è anche il primo fallo segnato nel tabellone elettronico dal signor Accella di Macerata in questo avvio di match in favore del Città di Falconara. Punizione guadagnata da Marta che va a fare l'intermedio per dare un appoggio ad Isa Pereira, il pallone scivola sulla sinistra da Tati, prova ad innescarsi da sola, a lanciarsi in avanti sulla banda sinistra d'attacco, il pallone però termina fuori, si perde nel nulla e quindi può tornare a comandare il gioco la Lazio. Il pallone giocato da Cecilia Barca, capitano, classe 99, commette però un'infrazione nella battuta di questa rimessa laterale, probabilmente aveva i piedi o almeno un piede dentro al campo e quindi la rimessa viene invertita. Possesso CDF, Tati Marta, Marta riceve scontro duro sulla fascia, l'ultimo tocco è del Città di Falconara, rimessa ancora in favore della Lazio. Rimessa laterale per la Lazio, 3 minuti se ne sono andati, punteggio ancora fermo a reti inviolate, 0-0, non abbiamo da segnalare neanche opportunità
da gol clamorose, qualche tentativo da una parte e dall'altra. Più costante il forcing offensivo da parte della Lazio, qualche ripartenza e qualche palla inattiva che il Città di Falconara ha provato a sfruttare, ma di palle gol da annotare concretamente nel tabellino sin qui non ce ne sono. E allora 3 minuti esatti adesso, 0-0, palla scodellata sulla sponda opposta, irraggiungibile però il pallone per Alessia Grieco, ripartenza Falconara, il pallone controllato molto bene da Tati, il pallone in mezzo e l'occasionissima per Marta, e come fosse un portiere qualunque Tanigna riesce in extremis a salvare sulla linea. Addirittura l'ultimo tocco è stata, secondo gli arbitri, di Marta, e il pallone è terminato quindi oltre la linea di fondo campo con la rimessa in favore della Lazio. Si accende in match con questa fiammata falconarese, il pallone arriva da Tati nel cuore della difesa avversaria, si smarca bene Pato Dalmaz, la sua danza in mezzo a due avversari, scivola fuori il pallone, prova un dribbling Isa Pereira, fermata, attenzione alla potenziale superiorità in contropiede per la Lazio, deve ripiegare però la squadra ospite e deve accontentarsi di una rimessa laterale. Fiammata del match con questo lancio taglia difesa del Città di Falconara, l'occasionissima sul destro di Marta, se l'è cavata in qualche modo la Lazio, che ora prova nuovamente a tessere una ragnatela di passaggi. La forte pressione di Pato, riguadagna il pallone davanti al portiere, il fallo su Pato Dalmaz, e c'è il fischio del direttore di gara che sembra abbastanza clamoroso, perché aveva vinto il rimpallo nonostante la scorrettezza subita la numero 99 del Città di Falconara, e stava avviandosi verso una conclusione non comodissima ma potenzialmente molto pericolosa. La giocatrice in maglia numero 99 di casa, l'arbitro però ha fischiato, non ha applicato la regola del vantaggio e secondo noi ha sbagliato, però è stato anche onesto nella sua gestualità il signor Cini della sezione di Perugia nel dire: che volete, ho fischiato, non mi sono reso conto che poteva rinascere un'occasione per il Città di Falconara. Così l'abbiamo interpretato, le sue espressioni del volto e la sua gestualità. Fatto sta che c'è la punizione, la rincorsa di Tati 10 metri dalla linea di porta e il vantaggio del Città di Falconara con un cioccolatino d'esterno destro da parte di Raffaela Pato Dalmaz. È 1-0 per il CDF con questo calcio di punizione concretizzato nella maniera migliore dalle Massimiliano Neri-Gerz. Raffaela Pato Dalmaz, è 1-0. Va sottolineata però la lettura sapiente, esperta, smaliziata su questo calcio di punizione da parte di una campionessa come Tati, che ha fintato il passaggio in orizzontale, ha visto muoversi un po' troppo in anticipo una giocatrice della Lazio in fase difensiva un pelo troppo presto, e allora lì nel cuore della difesa si è smarcata Pato, che cosa si è inventata? Un tocco di esterno destro neanche potente ma perfido e decisivo per il Città di Falconara, che va avanti 1-0. E allora seguiamo se c'è la replica da parte della Lazio dopo gol registrato dopo 4 minuti e 2 secondi. Ribadiamo ancora la firma di Pato Dalmaz. Dicevamo, seguiamo se c'è la replica della Lazio dopo 4 minuti. Pallone riguadagnato subito dal Città di Falconara, rimessa di Sofia Luciani, che è rientrata e tornata in campo, e questo è sempre uno spettacolo per il parquet del Palamadiali. Eccola qua, la capitano, il numero 10 di casa, che serve il pallone in banda per Isa Pereira, poi la sfera verso Marta, che lotta con intensità contro Vanessa e deve accontentarsi della rimessa laterale. Bella partita in questi 4 minuti e mezzo, comanda per adesso il Città di Falconara grazie al gol di Pato Dalmaz. La numero 16 tocca per Tati, viene fermata, ancora lei sul punto di battuta, palla sul fronte opposto, Sofia Luciani, attenzione al suo potenziale a lungo sulla corsia, così è Luciani, la conclusione termina fuori, poi urla qualcosa all'arbitro il capitano del Città di Falconara, l'arbitro con prontezza la invoca a stare semplicemente più calma.
la verve di Sofia Luciani, che compone la linea 2 di prima pressione difensiva a 3/4 campo del Città di Falconara. Poi salgono anche le altre, accorcia il campo Tati, lo accorcia Isa Pereira, la Lazio va in difficoltà e perde così il pallone. Una piccola lettura tattica di questa pressione portata dalla squadra di Massimiliano Neri, che osserva in silenzio perché gioca bene adesso il suo Città di Falconara. Marta fa da sponda sul vertice del campo, praticamente dal calcio d'angolo, tiene un'altra rimessa laterale. Oltre al punteggio ha preso dominio anche della partita in questa fase la squadra locale. Luciani in banda, non si intende con Isa Pereira che non attacca la parallela, pallone regalato e poi riguadagnato a Città di Falconara. Marta con una eleganza di troppo, un colpo di tacco letto bene dalla difesa della Lazio. C'è spazio ovviamente per tanta qualità in questa partita, mentre nella Lazio è entrata la numero 12 Vanelli Gabrielli, ovvero Gabi, sulle spalle. La piccola ma sgusciante numero 12, la vedete in posizione di pivot a cercare di portare fastidio dalle parti di Tati e di Isa Pereira, che adesso lascia il campo ed entra in campo Nona. A proposito di classe, ritrovata in questa stagione dal Città di Falconara dopo un brutto infortunio nella scorsa di stagione. Nona appoggia per Luciani, si fa vedere in avanti, prova a saltarne due. Capitan Luciani, viene murata, rimessa laterale per il Città di Falconara, che continua a premere, non sazia ovviamente del gap, del margine minimo di vantaggio nel punteggio, ma c'è un malinteso però. Il lancio di Tati è fuori misura e si resta sull'1-0. Ancora in pressing il Città di Falconara. Marta rimbalza da un'avversaria all'altra, prova a dar fastidio, chiude Tati. Sofia Luciani con calma appoggia per Nona. Luciani, Nona prova a servire, anche se sembrava chiusa questa linea di passaggio. Marta lotta, Sofia Luciani ottiene un calcio di punizione. Siamo sulla linea della pallavolo, batte rapidamente Luciani, prova a sorprendere la difesa avversaria. Attenzione a Marta che prova il dialogo con Tati. L'ultimo tocco è della stessa numero 7 Marta. Rimessa con le mani per la Lazio, che entra dentro la difesa del Città di Falconara. Bene Vanessa, pallone arriva da Gabi, attenzione al suo 1 contro 1. Nona ci mette il piede mancino con mestiere e qualità, manda in fallo laterale. Siamo nella metà campo del Città di Falconara, uno schema a smarcare sul versante opposto rispetto al punto di battuta. Tanigna, il pallone però è troppo lungo, è troppo profondo, nulla di fatto per la Lazio. Di nuovo comanda le ostilità, comanda le danze con il pallone il Città di Falconara, con Nona, allarga sulla destra per Tati, sempre in campo fino a questo momento. La campionessa in maglia numero 4, Marta Scodella, voleva ancora una volta l'attacco in parallela di Nona, non c'è intesa, ripartenza Lazio, pericolosa perché c'è molto spazio, ripiega rapidamente il Città di Falconara che recupera bene la propria zona da non varcare, ovvero gli ultimi 10 metri, tutte e quattro compatte, sono tornate a chiudere ogni varco in favore della Lazio. E allora ragiona il quintetto laziale. Pressione efficace del duo Tati Nona su Vanessa, che voleva supporto dalle sue compagne, nella fattispecie Tanigna e Beita. Ottiene comunque una rimessa laterale. Gli applausi degli addetti ai lavori del Città di Falconara. Attenzione però perché Gabi mette giù un pallone lanciato da quasi 40 metri. È suo l'ultimo tocco, rimessa laterale per il Città di Falconara. Fase meno spettacolare questa del match, perlomeno per chi è un po' meno attento a tutto quello che avviene in maniera tattica, con meno occasioni, meno spunti. Però adesso c'è l'accelerazione, attenzione a Nona, il pallone per Pato Dalmaz, l'uscita provvidenziale da parte di Arianna Tirelli, se l'è cavata su una situazione di grande pericolo. Attenzione, palla persa, Pato cerca di mettere il pallone in mezzo, si salva ancora la difesa della Lazio, qualche affanno di troppo mentre cerca l'accelerazione che non riesce a Fernandez de la Vega Beatriz Gloria, ovvero Beita.
Tutto questo mentre ci avviciniamo a metà del primo tempo, trascorsi 8 minuti e 7 secondi. Respira il Città di Falconara, si prende qualche tempo in più prima di avviare l'azione, palleggia nelle retrovie, c'è in campo Erika Ferrara, la pupilla, così la chiamano da queste parti, maglia numero 21, che riceve con il piede cantante il numero 21 Erika Ferrara, appoggia all'indietro per Tati, tiene il pallone in campo, invita a salire Nona. Tati, bella palla per Pato, è una grande azione che vede l'ultimo assist di Nona all'indirizzo di Pato Dalmaz, che forse non se l'aspettava, credeva in una conclusione a finalizzare questa bella trama offensiva del Città di Falconara da parte di Nona. Così non è stato, e allora si torna dalla parte opposta con Angelica Di Biase che urla a farsi sentire per chiamare questo pallone. Difende poi il CDF, manda il pallone in fallo laterale dopo un contrasto e dopo un rimpallo la Lazio. Possesso Città di Falconara 1-0. Sin qui la gara la decide Dalmaz con la rete siglata sugli sviluppi, su uno schema, su un bel movimento da calcio di punizione. La numero 99 ha graffiato con un esterno destro davvero pregevole, che ha sorpreso e trafitto Arianna Tirelli. In campo ora per la Lazio c'è anche Giorgia Fernandez Balardin, classe 95. Maglia numero 9 per lei, gran fisico, molto alta. La Balardin è pronta a ricevere questa rimessa laterale, anzi no, lascia a lei la battuta una compagna, poi la conclusione di Tanigna. Murata, rimessa laterale dalla parte opposta, sotto la tribuna in cui soffrono per lo più addetti ai lavori, dirigenti e staff del Città di Falconara. Greco, sinistro velenoso, bello il movimento, bella e apprezzabile la conclusione di Greco, che si rammarica perché Angelica Di Biase in spaccata ha fatto il suo, ovvero è andata a ribattere il pallone e a negare il pareggio alla Lazio. Una conclusione perfida da parte della numero 20, che ora si fa vedere come riferimento alto. La palla va dalla parte opposta, non può arrivarci Greco, svircola male il pallone Di Biase, neanche si è accorto Massineri che era andato ad educare in panchina Tati, che nel frattempo beve un po', respira un po', butta dentro un po' di ossigeno nel suo corpo dopo aver giocato quasi tutta la prima metà di tempo. Uno dei volti nuovi del Città di Falconara in questa stagione, uno dei più importanti sicuramente, lei che indossa la maglia numero 4 e che ha disegnato l'assist non tanto nella qualità di passaggio, che è stato abbastanza banale seppur dosato nella quantità e nella direzione in maniera pressoché perfetta, ma soprattutto nella lettura dei movimenti della difesa avversaria, e così facendo ha confezionato l'assist perfetto per il gol di Pato Dalmaz, per l'1-0 su cui viaggiamo mentre scocca adesso il 10° minuto. Si conclude la prima metà di frazione, possesso Città di Falconara. Prova Ferrara a raggiungere il passaggio di Isa Pereira, che lotta, gladiatrice, la numero 16, recupera il pallone, si fa vedere in avanti Isa Pereira anche da terra, non riesce però a guadagnare la rimessa laterale che sarebbe stato il massimo, è suo l'ultimo zampino e quindi la rimessa è per la Lazio. Pronta alla battuta Barca con il destro, lancia in avanti, fa ottima guardia Dalmaz, così come Nona sull'imbucata da parte della Balardina, e poi il pallone messo dentro da Capitan Barca, non ce n'è, non ci sono compagne e la sfera termina fuori, sempre 1-0. Lazio che, se vogliamo riassumere questo primo quarto complessivo di gara, è partita leggermente meglio sul piano del palleggio, non ha trovato grandi varchi, poi ha sofferto per alcuni minuti le iniziative e il gol del Città di Falconara. Ora si sta pian piano provando a rendere pericolosa la squadra laziale. Poc'anzi abbiamo raccontato in diretta il tiro con il mancino di Greco e ora l'ottima pressione della stessa Greco, che ci prova con il destro, non è il suo piede preferito e si nota perché ha colpito male la numero 20, però dobbiamo fare forse mea culpa perché urla molto la stessa Greco invocando una deviazione che non è stata riscontrata dalla coppia arbitrale. Forse è questo il motivo per cui il pallone è uscito fuori
timidamente oltre la linea di fondo campo, sbaglia Isa Pereira, brutto passaggio che può creare un pericolo, un affanno, prova ad approfittarne la Lazio, destro da parte di Tanigna, ma Nona decisa va ad opporre tutto il suo corpo a questo tiro e fa carambolare il pallone addirittura nella metà campo opposta. Gran decisione in questo intervento da parte di Nona. Nulla di fatto per la Lazio, possesso dopo un ping pong del pallone da una metà campo all'altra per il Città di Falconara. Nona, Ferrara si fa vedere dal Maz che scivola in linea di impostazione lasciando la metà campo avversaria ad Erika Ferrara. Si muovono tutte anche senza palla le ragazze di Massimiliano Neri, prova ad imprimere ritmo in questa fase del match, a caccia del pareggio Città di Falconara, a caccia del raddoppio Città di Falconara, a caccia del pareggio, pardon, la Lazio. Nona fermata, solo ultimo tocco, rimessa laterale. Partita davvero godibile per gli appassionati di futsal, anche se le occasioni latitano per merito soprattutto delle due fasi difensive. Palleggio dentro la propria area da parte della Lazio, quindi poi Isa Pereira elegantemente viene avanti, Ferrara, mancino senza pensarci troppo, poi c'è spazio per Nona, può avanzare, gran palla per Ferrara, 1 contro 1, face to face, ripiega all'indietro per Isa Pereira, accelerato un po' il CDF alla ricerca di un varco per calciare, non l'ha trovato, brava la Lazio qui a difendere, e allora deve indietreggiare il Città di Falconara, sbaglia Nona che non trova nessun riferimento, nessuna compagna dalla parte opposta, si lamenta anche un po' e si fa sentire anche Massimiliano Neri in questa circostanza. Bene la Lazio in fase difensiva, meno, come avete visto, in fase di impostazione, malinteso in questo caso fra Vanessa e Capitan Barca. Va lei a marcare Erika Ferrara in posizione di pivot, scivola sulla destra Vanessa. Dal Maz Isa Pereira fermata, si era creata su quel versante una superiorità per il Città di Falconara con un semplice contromovimento della stessa Dalmaz, si era fatta spiazzare per qualche istante la retroguardia laziale, palleggia ancora Città di Falconara, Ferrara prova il lungolinea dove si era mostrata in un pertugio Dalmaz, tocca il pallone fuori la Lazio, mentre si appresta a rientrare in campo nel Città di Falconara Marta, una casacca verde davanti a Massimiliano Neri, pronta a fare il suo rientro in campo. Pallone sporco da parte di Isa Pereira per Ferrara, finta un'imbucata, scarica su Isa Pereira, ancora Ferrara all'indietro, pallone sporcato, rimessa laterale. Non ci sono conclusioni da diversi minuti, ma applaudono le due sponde per come stanno difendendo le rispettive squadre, mentre Chilelli vicino alla panchina, in realtà non in panchina come vi avevamo erroneamente detto in fase di presentazione del match, si fa sentire in piedi davanti alla panchina. C'è Stefano Tichetti. Ferrara punta Gabi, scarica per Tati, è rientrata in campo Pereira, ancora Tati, alza la testa, scarica con il mancino, prova ad imprimere il ritmo a questa manovra offensiva Città di Falconara, ma non ci sono varchi, poi inventa dal Maz per Pereira, la palla resta a metà del guado fra Tati e Gabi, alla meglio la numero 4 di casa, e ricomincia un'altra azione del Città di Falconara. 6 minuti e 36 alla fine, 3-2 la situazione, falli 3 ne ha commessi la squadra ospite, 2 ne ha commessi Città di Falconara, ma soprattutto è 1-0 per il CDF con il gol siglato dopo 4 minuti da Pato Dalmaz. Viene chiamato time out dal Città di Falconara, Massimiliano Neri che dà disposizioni alle sue calciatrici, piegato sulle ginocchia con la sua lavagnetta. Io non potrei stare in quella posizione più di 6 secondi, lui ci sta mezza partita ogni volta, poi evidentemente lo staff medico lo aiuta a fine gara. Piccola parentesi per dire come Massi Neri, e qui torniamo seri, voglia stare vicino con la voce, col volto alle sue ragazze. Dall'inquadratura lo vedete bene, col suo modo sempre pacato di rivolgersi alle sue ragazze. Da quest'altra parte tutt'altra situazione, in piedi si fa sentire con la voce Stefano Tichetti, tutte attorno a lui in cerchio le ragazze della Lazio. Proviamo anche a rubare qualche indicazione.
Due frasi incisive le ha dette Stefano Ticchetti. Dobbiamo far girare di più la palla, stiamo a giocare con la paura, detta testuale. Insomma, più chiaro di così si muore. Non possiamo evidentemente, per i motivi di cui sopra, raccontarvi cosa ha detto Massimiliano Neri, perché ha parlato bisbigliando alle sue giocatrici. Di certo c'è che mancano 6 minuti e 29 all'intervallo e si torna in campo per una bellissima Città di Falconara Lazio, una partita che ovviamente ci dispiace per tutti quanti avessero voluto seguirla direttamente dai seggiolini del Palamadiale, invece devono accontentarsi di questa telecamera, di questa voce per seguirla. Comunque con una discreta emozione. Recupero di Tati. Ferrara, un abracadabra per liberarsi lo spazio, applaude Massineri per la freddezza oltre che per il gesto tecnico. Quindi Tati pressata, bene da Vanessa, guadagna il massimo, rimessa laterale. Sembra quasi di vedere a tratti un esercizio attacco contro difesa di un giovedì di allenamento. Nella fase iniziale di partita l'ha fatto maggiormente la Lazio, da alcuni minuti, ormai da diversi minuti lo sta facendo il Città di Falconara. Non si trovano Pertugi per andare al tiro in maniera pericolosa. Serve anche un guizzo, prova a inventare Ferrara, con un po' di fortuna riesce a creare un passaggio per Tati, quindi Marta di prima ma hanno attaccato quella linea di passaggio e sbraita adesso Massineri perché voleva che Ferrara attaccasse quella linea di passaggio che era stata perlomeno dalla nostra posizione ben visibile. La letta in anticipo Marta, la servita con la punta del piede Marta è rimasta un po' troppo ferma su quella mattonella, lontana dal pallone Erika Ferrara, e così è sfumata apparentemente nel nulla una chance preziosa per il CDF. Esce Ferrara, entra Luciani, scambio di 5 fra mister e calciatrice e torna in campo il capitano Sofia Luciani. Pereira, gran palla per Marta, una linea di passaggio vista solo da lei, calcia Marta, blocca Arianna Tirelli. Vanessa, Tanigna, bella palla, eludere la pressione, giocata da Beita, la sfera però è uscita. Abbiamo però intravisto in questa giocata la volontà di rispondere presente alle richieste del mister. Meno paura, giocate la palla, e beh, con questa scodellata a cambiare gioco sulla pressione locale la Lazio dimostra di voler seguire bene le indicazioni che arrivano dallo staff tecnico. Più personalità per mettere paura ad un Città di Falconara che si trova avanti 1-0 quando siamo a 2 minuti e mezzo a 4 minuti e mezzo scarsi, dall'intervallo. Prova il tunnel Vanessa su Sofia Luciani, non si fa sorprendere la classe a duello in questo tentativo di Vanessa. Poi il guizzo di Gabi, la sua velocità per provare a scardinare il muro difensivo del Città di Falconara, ma non si passa. Poi il pallone carambola fra le braccia di Arianna Tirelli, lancio lungo di testa, fa il guardiano dell'area Capitan Luciani, manda il pallone oltre la linea del fallo laterale e arriva il time out, questa volta sponda Lazio. 3:55 alla pausa lunga, ora invece pausa breve di 1 minuto per le due panchine. 1-0 la decide sin qui dal Maz. E il film che stiamo notando in questo time out è lo stesso che abbiamo visto pochi minuti fa. Si fa sentire a gran voce il tecnico della Lazio. Parla piano Massineri con la lavagnetta e il pennarello custoditi gelosamente da anni da Massineri, che quest'anno si appoggia sul supporto di Andrea Mosca, ragazzo che
viene dal Pietra alla Croce 73, calcio a 5 maschile, dove guidava l'Under 21. Torniamo però in cronaca, in telecronaca diretta, per gustarci gli ultimi 3 minuti e 50 adesso del primo tempo di Città di Falconara Lazio. Un solo gol. Quanto basta al Città di Falconara per comandare le ostilità? Quello di Pato Dalmaz, segnato dopo poco più di 4 minuti. Spalla a spalla, recupera palla Tati, potenziale ripartenza con spazio per il Città di Falconara. Brava però in questo caso Beita a opporsi al tentativo di accelerazione della numero 7 avversaria. E allora imposta il CDF, sinistro-destro, Tati, sterza, ancora Tati, scarico per Luciani. Tati, uno sguardo in avanti, non c'è il varco, ricomincia, Luciani, parte opposta, Pereira. Di nuovo Tati, lancio lungo e malinteso con Marta. Uno sguardo fra le due per dirsi, e vabbè, non ci siamo capite in questo caso, e il pallone torna a dominio della Lazio a meno di 200 secondi dall'intervallo. 1 minuto e 15 adesso. Tanigna, Vanessa, lancio in avanti, pallone interessante, il destro quasi strozzato da parte di Beita sull'ottima palla in verticale da parte di Tanigna. Anzi era Vanessa, poi qui attenzione, Pereira, palla in mezzo, Marta anticipata da Gabi, provvidenziale la scivolata della numero 12. Una stazza che è quasi la metà della 12 in maglia nera rispetto alla maglia numero 16 orange di Isa Pereira, ma è stata provvidenziale Gabi a salvare tutto. Pardon su Marta, ma poteva calciare invece Isa Pereira dalla fascia, non l'ha fatto, ha disegnato un altro assist, è stata fermata la squadra di Massineri. Gioca sempre a 2 tocchi Marta, si arrabbia perché non arrivano gli appoggi che lei vorrebbe. Va in pressione Marta, la sua verve, la sua personalità, dare anche un po' di scossa al Città di Falconara. E in questo caso abbiamo avuto l'esempio perfetto, perché la stessa Marta stava per mettere il piedino in anticipo sul passaggio corto della Lazio e sarebbe stato un gol come una fotografia a biliardino. Si è salvata in extremis la Lazio, ha rischiato però tantissimo. Lancio lungo, Greco, sportellate con Tati che usa un po' di mestiere, si arrabbia alla panchina della Lazio, di testa interviene Gabi che sarà piccolina sì, ma che determinazione. Paura zero per la numero 12, mentre abbiamo da annotare un'ammonizione per Vanessa, evidentemente per proteste. E se il taccuino e la memoria non ci tradiscono, è il primo cartellino giallo di questo match. Vanessa. E c'è anche un giallo in panchina per la Lazio, crediamo sia per Valerio Marrocco. Seguiamo quello che ci dice la distinta. Mentre gli arbitri fanno esercizio di dettatura con uno dei 2 direttori di gara che si rivolge al tavolo del cronoman per certificare i cartellini gialli esibiti in questa piccola pausa del match. 2 minuti alla fine, 120 secondi, vediamo se cambia qualcosa, alziamo il ritmo anche noi, vediamo se avviene la stessa cosa nel parquet. Tati per Marta, ancora Tati, quasi un 2-2 per un frangente, alza il pallone in maniera strana per Luciani e invece diventa una buona idea. Ancora Tati, uno sguardo in avanti, non c'è il varco per Marta e quindi Capitan Luciani cambia il fronte. Isa Pereira, non è ottimo il controllo, riesce comunque ad addomesticare il pallone. Scarico di Luciani per Tati, c'è un po' di spazio per Capitan Luciani, palla dentro la difesa per Marta che cerca un diagonale a spezzare la linea difensiva avversaria, ma colpisce insolitamente male. Il pallone termina fuori, era indirizzato a Pereira. Pallone troppo lungo, irraggiungibile. Non c'è il pressing alto immediato del Città di Falconara. Sale dopo lo scarico, come si suol dire. Lancio di Vanessa. Si fa vedere Grieco. Pallone troppo lungo.
Rammarico di Vanessa che fa no con la testa. Greco ovviamente non le dice nulla, ma avrebbe desiderato un assist migliore. Siamo già dalla parte opposta con Di Biase che appoggia per Isa Pereira, aspetta nella sua metà campo la Lazio, fa scorrere qualche istante Isa Pereira, poi scarica per Tati, ancora il pallone ricevuto dalla numero 16 arancione, in contrasto deciso Vanessa che si cuce letteralmente la bocca come ha fatto vedere con la mano, visto che si è presa un giallo qualche istante fa. Lancio in avanti, il pallone per Pato che la tocca poco, voleva sorprendere con un mini pallonetto di nuca la numero 99 Pato Dalmazia, ma è stata attentissima e reattiva quanto basta Arianna Tirelli a negare il raddoppio del Città di Falconara, la doppietta di Pato Dalmazia. Situazione però di pericolo da annotare. 50 secondi alla fine, ci prova ancora la squadra di Massineri, completamente sballato il passaggio di prima di Isa Pereira, malinteso con Dalmaz, e ancora pressing del Città di Falconara. 46 secondi al termine del primo tempo. Vanessa, Tanigna, Gabi, ancora il pallone alzato in avanti, è ormai chiara l'intenzione della Lazio in uscita da pressing, quello che vuole fare tatticamente. 1, 2, cambio gioco, appoggio all'indietro e scarico in avanti, ma il Città di Falconara sta concedendo le briciole in questo senso. Ora trova un po' di varco sulla destra Gabi che accelera, prova a verticalizzare, chiude Marta, ancora 30 secondi alla fine. Si fa sentire dalla panchina del Città di Falconara anche il direttore Mirko Massa, anzi dalla tribuna. Vanessa, Tanigna, eccolo qua, 1-2, palla all'indietro a cercare l'appoggio sul pivot, in questo caso Grieco, la sponda buona per Gabi, tiro murato, applaudono le due panchine. Apprezzabile la trama d'attacco della Lazio, apprezzabile la fase difensiva della Città di Falconara. Rimessa laterale in avanti, prova a chiudere la Lazio a caccia del pareggio, come al solito c'è la finta, calcia forte nel cuore dell'area Vanessa, ribatte Marta che poi chiude un po' il passaggio e costringe al lancio in avanti, prova Dalmaz a lottare con Vanessa che vola per aria, ha preso la palla però Pato Dalmaz, segno di intesa fra le due, e sportivamente Dalmaz va a dare una mano alla numero 77 laziale per risollevarsi. 12 secondi alla fine, c'è ancora spazio per un tiro in porta da una parte o dall'altra, lo scopriamo adesso. Pereira, finta, Tati, vediamo se forza, Pereira, parallela all'indirizzo di Dalmaz, il pallone restituito però alle avversarie, prova ad accelerare Gabi, non c'è più tempo, si chiude qua la prima frazione di gioco con il Città di Falconara che chiude quindi avanti 1-0 grazie al gol dopo 4 minuti e 2 secondi, siglato da Dalmaz. È tutto dal Palabadiali per metà gara, ci ritroviamo dopo la pausa lunga per raccontarvi il secondo tempo di Città di Falconara Lazio, fra poco.
Falconara Lazio. Il punteggio maturato nei primi 20 minuti effettivi di gioco è di 1-0, come vedete nella grafica all'interno di questa diretta streaming, curata ovviamente da PMG Sport Futsal. La voce che ascoltate è quella di Matteo Magnarelli. Sono pronto per raccontarvi la seconda frazione di una partita che nella prima frazione non è stata altamente spettacolare per come siamo soliti intendere questa definizione, ma tatticamente e agonisticamente davvero molto apprezzabile la partita, con due squadre molto brave nel far girare il pallone, nel scegliere soluzioni con la palla, ma soprattutto nel difendere e concedere poco o nulla alle contendenti. La decidersi qui con lei che adesso ha riguadagnato il pallone, la giocatrice in maglia numero 99, Rafa Pato Dalmaz, con una rete siglata dopo 4 minuti e 2 secondi di match, a finalizzare con un destro di una eleganza inaudita un calcio di punizione il cui assist è stato disegnato con intelligenza, e questo è l'aggettivo giusto, da Tati. E così, come detto, siamo solo 1-0 e così si riparte. Un attacco per parte provato da CDF e Lazio. Ora il possesso è per la squadra di casa, con Tati che scarica per Dalmaz. Prova un numero ai danni di Tanigna per guadagnare spazio sulla corsia destra d'attacco. Non le riesce del tutto, la sfera scivola fuori. Rimessa laterale per la Lazio. Siamo ripartiti da 1 minuto esatto e Vanessa prova a servire Gabi, una delle più positive perlomeno in quanto a verve e dinamismo nel primo tempo nella Lazio, in cui hanno avuto sin qui la museruola Vanessa e Tanigna, due dei principali pericoli insieme a Grieco della formazione laziale, che ora è imposta, pressata però fortemente dalla città di Falconara. Prova ad uscire palla al piede Vanessa, Marta, la solita leonessa, e costringe all'errore la numero 77 ospite. La rimessa adesso è per la Lazio, sul pallone c'è Pereira, alza la sfera a chiamare qualcosa per le sue compagne, lascia Tati, prova la puntata, la numero 4 in maglia arancione, il pallone viene murato dalla Lazio, quindi Pereira, ancora Tati, brava a servire rapidamente Marta per non rischiare ripartenze, quindi Pereira prova a scucchiaiare leggermente il pallone sulla fascia, lo tiene in campo dopo un duello, Marta mette dentro, arriva leggermente in ritardo Pato Dalmaz, il pallone termina fuori, ancora città di Falconara, alza i giri del suo motore la squadra di Massimiliano Neri, che prova a scuotere le sue ragazze, commette fallo, poi in pressione Pato Dalmaz, ancora su Vanessa, ancora una volta a dare la mano per rialzarsi. Segnali di sportività che devono esserci e ci sono. È andata a vuoto qua la pressione di Pato Dalmaz, e ha rischiato perché Vanessa ha lasciato prima scivolare il pallone e poi ha provato a portarlo e a condurlo in avanti. Non le è riuscito tutto ciò al meglio e quindi di nuovo possesso per il città di Falconara. Marta intermedio, appoggia all'indietro per Pereira che di prima lancia per Tati, ripartenza Lazio, Gabi davanti a Di Biase, scivola bene il numero 1 del città di Falconara, copre tutto lo specchio della porta, cerca il tocco sotto Gabi, ma la meglio in questo faccia a faccia il guardiano della porta di casa, Angelica Di Biase, e deve accontentarsi del calcio d'angolo la Lazio. Sul punto di battuta Pinheiro, tocca all'indietro, Tanigna, Vanessa, sinistro in mezzo, Tati ribatte, Marta, si gioca in pochi centimetri questo pallone e lo perde il città di Falconara, un po' come abbiamo visto nel primo tempo. A menare le danze nei primissimi istanti, nei primi minuti di gioco, è soprattutto la Lazio. Il città di Falconara un po' guardingo, forte del vantaggio, per adesso si difende. Vanessa calcia forte, Marta respinge, il pallone arriva sui piedi della numero 10 Tanigna, quindi Gabi, ancora lei con il sinistro, non trova varchi. Tanigna, Vanessa, sale città di Falconara, non vuole concedere ossigeno nel respiro all'azione della Lazio. Buono il semiblocco di Vanessa per liberare qualche centimetro alla giocata di Tanigna, ma non riesce a fare niente in questo caso la Lazio, che ora sale lei in pressione su Pereira, davanti per Dalmaz, non ci sono spazi, meglio la Lazio in questo avvio di secondo tempo. Applaude comunque Massi Neri, crediamo più per incoraggiamento e per scuotere le sue ragazze da un avvio di ripresa complicato. Una chance creata dalla Lazio, ora inventa Vanessa con il sinistro, prova a far decollare
Tanigna, il pallone però risulta troppo lungo e irraggiungibile. Pereira, infastidito da Gabi. Dalmaz di prima rischia, regala un pallone pericoloso alla Lazio. Quindi Dalmaz si lamenta prima ancora che gli arbitri fischiassero fallo. Eccesso di prevenzione, protesta preventiva, la possiamo definire così. Alla fine ha avuto la meglio. Comunque si riprende da una rimessa per la Lazio, mentre c'è il primo cambio operato da Stefano Tichetti nella panchina delle Aquile laziali. Vanessa di prima, Tanigna destro-sinistro, cerca un varco, legge lo schieramento delle sue compagne, appoggia ancora su Vanessa. Su questo asse nascono la maggior parte delle azioni laziali, senza efficacia però in questo caso, mentre Vanessa deve agire da difensore puro su questa imbucata da rimessa laterale di Tati. Come un falco si stava avventando su quel pallone Pato Dalmaz. Brava con tempismo Vanessa a chiudere tutto e a concedere solo la rimessa laterale, che è quasi un corner per il Città di Falconara. Scambio all'interno dell'area, ripartenza, superiorità per la Lazio, mette il turbo Gabi, ma ripiega molto velocemente Tati. Poi Di Biase, lancio verso Pato Dalmaz, in area accade di tutto, è finita in un sandwich Pato Dalmaz. Vogliono il fallo le une, vogliono il fallo le altre, mentre viene ammonita Tanigna, perché mentre Pato Dalmaz andava a recuperare la sfera, la stessa numero 10 l'ha spinta con un po' troppa verva. Ammonita Tanigna, però è rimessa laterale, così come si chiariscono i direttori di gara. Primo giallo del secondo tempo, il secondo complessivo dopo 3 minuti e 40 del secondo tempo. Dopo Vanessa sul taccuino delle cattive finisce anche la numero 10 Tanigna. Si riprende comunque da una rimessa laterale per il Città di Falconara. Sempre 1-0, amici all'ascolto e alla visione di Città di Falconara Lazio. Per chi si è collegato da poco alla visione di questo match, il gol è stato siglato dopo 4 minuti e 2 secondi del primo tempo da Rafa Pato Dalmaz, su schema, diciamo così, di calcio di punizione della squadra di Massimiliano Neri. Mentre avete visto anche una rimessa laterale non andata a buon fine da parte del CDF. Pereira con una mossa quasi di karate tocca il pallone quanto basta per allontanarlo dalla sua difesa. Quindi Tati vuole giocare la palla sempre e comunque, in questo caso rischia un po', si mette le mani davanti la bocca in segno di non apprezzamento per questa giocata. Massineri forse un po' troppo rischiosa, se l'è cavata comunque il Città di Falconara. Anche in questo caso mantiene il suo vantaggio nella sua roccaforte quel Palabadiali, che quando il pubblico c'era, dobbiamo parlare al passato, era ricco di calore e di emozioni. L'anno scorso qui però a passare fu proprio la Lazio in questo confronto. Torniamo però in cronaca per poi dirvi dopo dell'aneddoto con questo disegno meraviglioso, un'opera d'arte, l'assist di Tati per il destro in corsa di Rafa Pato Dalmaz, che legge quella linea di passaggio, la aggredisce con veemenza e può calciare di prima intenzione, perché Tati con il terzo occhio la vede arrivare. La seconda le passa un pallone fantastico, Pato calcia di prima ma è attenta la numero 1 laziale Arianna Tirelli ad alzare le mani, a mandare il pallone in calcio d'angolo. Bella giocata questa del Città di Falconara, che registriamo e annotiamo dopo 3 minuti e 14, mentre c'è troppo spazio su questo calcio d'angolo in favore delle Città di Falconara. Rischia un po' la Lazio, ma se la cava, mentre Vanessa, ancora spinta in maniera fallosa da Marta, che ha un sorriso amaro per la decisione arbitrale, guadagna un calcio di punizione. Primo fallo del secondo tempo commesso dal Città di Falconara. Vanessa pressata da Tati, Marta fa la stessa cosa su Beita. Ancora Beita di prima verso Grieco, gioca il pallone mentre alle sue spalle ringhia Pereira, poi effettua male questa rimessa laterale Beita e viene invertita la battuta. Torna in campo Nona al posto di Pato Dalmaz. Nona riceve, prova a servire in parallela Pereira.
Non c'è spazio, non ci sono varchi, le due squadre difendono in maniera quasi impeccabile e allora si gioca nel dettaglio questa partita, così come è stato un dettaglio a far nascere il gol per il Città di Falconara, mentre Tati rischia un po' su questo passaggio all'indirizzo di Isa Pereira. Milioni di rimesse laterali, vuol dire che le pressioni avversarie sono efficaci e conducono all'errore le due squadre, o vuol dire anche che tanti palloni vengono sporcati. Pereira d'esterno, elegante per Marta che lavora a spalla alla porta, si appoggia su Tati, pensa al tiro, lo effettua, non potentissimo, la distanza era quasi siderale e non si può far sorprendere Arianna Tirelli che lancia lungo, trova l'opposizione della difesa del Città di Falconara e guadagna comunque un'altra rimessa laterale sul versante opposto rispetto al nostro punto di osservazione elettronico, rispetto alla nostra telecamera. Si difende nei 10 metri Città di Falconara, come al solito calcia forte sul secondo palo Tanigna, non trova nessuno perché Grieco è rimasta un po' troppo ferma nella sua posizione, non ha aggredito quel secondo palo su cui ha indirizzato il pallone la stessa Tanigna. Si è anche un po' lamentata la numero 10 della Lazio. Di Biase, lancio lungo a cercare Marta, buono il suo lavoro, ottimo quello di Capitan Barca nella Lazio, pallone per Grieco, prova il destro, si oppone con il corpo Tati, Grieco che può far male, mentre Tati calcia il pallone praticamente in faccia a Barca, resta leggermente dolorante ad un occhio. Eccola qua la numero 6 e capitano della Lazio. Contemporaneamente prosegue l'azione la stessa Tati, guadagna un calcio di punizione, battuto rapidamente, prova a sorprendere la difesa avversaria, il Città di Falconara. Marta mette il pallone forte in mezzo, Isa Pereira aveva suggerito invece l'appoggio qualche metro indietro, nulla di fatto, si resta 1-0, sono trascorsi quasi 6 minuti del secondo tempo, non cambia la situazione, è sempre 1-0 per il Città di Falconara. Marta, Pereira, Nona, Marta, l'anticipo di Grieco che non ne vuol sapere di mollare di un centimetro, urla perché voleva il pallone, si fa vedere in avanti, prova il dribbling, la Pignero che è tornata in campo da qualche istante, maglia numero 17 per la classe 89 della Lazio. Tanigna, finta a eludere l'intervento di Tati che le porta ancora fastidio, ancora Tanigna, grande classe per la numero 10, sterzata, appoggio per Beita, all'indietro per Tirelli, Pereira, poi di tacco, Tati, il pallone in avanti, fase un po' confusa, le squadre sono un po' lunghe, c'è qualche spazio per provare ad approfittarne, non ci riescono né Città di Falconara né Lazio. Gli applausi sin qui vanno soprattutto ai due allenatori per come sanno guidare difensivamente le due squadre, perché non si trovano varchi né nella retroguardia del Città di Falconara né in quello della Lazio. E allora può far tesoro fino a questo momento della rete di Pato Dalmazzi, Città di Falconara, mentre Luciani viene servita da una bella palla in verticale. Capitan Luciani, le si era slacciata anche la fascetta di capitano che ballottava sul suo braccio sinistro, mentre lei ha provato un pallonetto sull'uscita di Tirelli. Missione fallita, ha impattato male il pallone, ma questa è stata un'altra buona occasione per i Città di Falconara nel tentativo di raddoppiare, fallito, e si resta sull'1-0. Pignero, Vanessa di prima, l'abbiamo raccontato al termine del primo tempo come questa sia la scelta semplice e raramente efficace da parte della Lazio per andare quantomeno ad attaccare, di sicuro invece efficace per eludere la pressione del Città di Falconara. Rischia qua la Lazio, Tanigna lotta, recupera il pallone su Nona, poi accelera, lotta fra numero 10 su quella corsia, per l'arbitro l'intervento di Sofia Luciani è falloso. Allora c'è un calcio di punizione per la Lazio che registriamo dopo 7 minuti e 32 secondi. Ha battuto rapidamente Vanessa, ma l'arbitro dice che non va bene, bisogna rettificare il punto di battuta. 3 falli commessi dal Città di Falconara in questo secondo tempo, 1 a carico della Lazio. Nel frattempo si appresta ad effettuare qualche cambio la Lazio. Vanessa per Tanigna, le finte su Nona,
Ancora Tanigna, ancora Vanessa. La sfera va da Pinheiro. Marta, brava. Non solo a chiudere, ma anche a far carambolare il pallone sui piedi della numero 17 laziale e quindi di conseguenza a riguadagnare il possesso palla. Sempre 1-0, non si schioda da lì il punteggio. Gara assolutamente tattica. Torna in campo nel frattempo per il Città di Falconara Erika Ferrara. Ha preso lei il posto di Marta. Si è messa lei con la sua chioma bionda in posizione di pivot. Luciani a destra, non a sinistra, Tati centrale. Dalla parte opposta recupera il pallone Vanessa. Rimpallo favorevole alla numero 77 della Lazio. Cambi anche nella stessa squadra ospite. Dentro Balardini e Gabi, fuori Grieco e Pinheiro. Lancio lungo, Tati, c'è sempre lei a fare guardia nella difesa del Città di Falconara. Lotta Nona con grande verve, quindi Tati all'indirizzo di Erika Ferrara. Brutta botta nel muretto che fa da perimetro al parquet del Palabadiali. Che sospiro di sollievo. Erika Ferrara prima ci lascia un attimo col fiato sospeso, perché va a sbattere contro il muretto, alza il braccio, poi che bello, sorridiamo, perché impreca comprensibilmente, però per fortuna non si è fatta realmente male. Una brutta botta, magari un livido, nulla più, abbiamo avuto paura. Dopo questo contrasto, in cui va detto la giocatrice della Lazio non ha fatto nulla ovviamente per risultare cattiva, però le circostanze hanno fatto sbattere in maniera dura la stessa Ferrara nel muretto, ma insomma carattere e grinta non mancano alla numero 21 falconarese, mentre Nona un po' dispetto delle qualità che tutti le riconoscono. Qua dice diamo una bella puntata a spazzare via e non ci pensiamo su. Rimessa laterale Lazio. Rischia il Città di Falconara qua. Mamma mia, che classe Tati, che classe Tati in questa giocata. Nona scodella per imbeccare Sofia Luciani. Sembra tutto semplice per Tati, sotto pressione, in poco spazio, con il risultato di 1-0 in una partita difficilissima. A lei non teme nulla. Sinistro, destro, Veronica, passaggio forte e deciso nei piedi di una compagna ed è tutto risolto. Non esistono problemi, esistono solo soluzioni con la numero 4 del Città di Falconara. Un po' di bagarre ora fra la panchina anzi nella panchina della Lazio. Interviene il cronoman Acella e dice che questo casino non serve a nulla. Attenzione, calcio d'angolo, Tati ben imbeccata da Balardin, da Tanigna. Calcia con il sinistro da posizione favorevole, trova però l'opposizione ancora una volta del Città di Falconara. Corner, rimessa laterale dalla parte opposta, molto vicino alla lunetta del corner. Palla fuori, il sinistro di Vanessa, era un missile molto ben indirizzato e Di Biase ha reso semplice ciò che tanto semplice non era. 2 passi per spostarsi a sinistra, mani aperte e pallone fuori. Brava nella lettura e nel posizionamento, in questo caso la numero 1 del Città di Falconara ha osservato, è riuscita a vedere il pallone partire, quindi da quasi 20 metri poi è riuscita e ha avuto anche il tempo di intervenire. Attacca la Lazio però, ancora Tanigna, Gabi pressata da Luciani che la infastidisce quanto basta per portarla all'errore. Tati, Nona, palleggio, Tati davanti a Di Biase. Ancora Nona in avanti, Luciani di petto, lo mette giù, scarica per Ferrara, attenzione alla sua accelerazione, al suo sinistro, è centrale, in bocca a Tirelli, lancio immediato, è tornata però Luciani. Piccola fiammata di un match che vive di palleggio e pressing da una parte e dall'altra. Siamo quasi a metà del secondo tempo, 3/4 di gara che se ne sono quasi andati, mentre esce Capitan Luciani e rientra dal Maz. Solita finta di chi batte. Aia! Arriva la botta di Vanessa. Erika Ferrara fa esercizio di respiro
sorride anche lei col direttore di gara che giustamente, vista la potenza della conclusione, dice ok, tutto ok. Ferrara dice io non ti ho detto nulla, non ho chiesto nulla. Che forza Erika Ferrara, una forza della natura, oltre a piedi fatati e giocate geniali, sta crescendo di pari passo alla sua età, il suo talento, la sua maturazione. Ormai è una giocatrice completa e le convocazioni in nazionale stanno lì a certificarlo. Ora c'è la ripartenza della Lazio che prova a creare il 3 contro 2. Vanessa non ha visto la sovrapposizione da parte di Beita sulla sinistra, dove era in ritardo la stessa Ferrara, ed è una fortuna per il quintetto di Massineri, perché da quella parte poteva andare da sola contro il portiere la giocatrice del Città di Falconara. Tati resiste alla carica avversaria, poi prova a inventare Nona. Caos in mezzo al campo, ne cade una, ne cadono due, cadono un po' tutti a terra. L'arbitro dice fallo, giustamente, in favore del Città di Falconara, e quindi diventano due le scorrettezze a carico della Lazio, che sale a quota 2. Perdonate questo gioco di numeri racchiusi in pochi secondi, e vogliamo anche completarlo con il tempo residuo al termine del match, 9 minuti e 33 secondi, e con il punteggio in favore del Città di Falconara, mentre Vanessa qua tradisce la sua fama cestinando una rimessa laterale in malo modo, regalandola di fatto alle Citizens. L'arbitro si sgola per indicare il nuovo punto di battuta della rimessa laterale che si appresta ad effettuare Nona per Tati, Tati per Ferrara, ancora Tati, di nuovo Nona, circolazione a 3 nella prima linea di impostazione, quindi Dalmaz fa un gran lavoro, serve Ferrara che ignora Dalmaz che arrivava in mezzo. Hanno fatto tutto bene in questo caso le calciatrici del Città di Falconara. Ferrara ha scelto il tiro dalla nostra posizione, abbiamo visto che forse sarebbe stato meglio servire Pato Dalmaz che arrivava di gran carriera, ha calciato da angolazione elevata Erika Ferrara, mentre Pato arrivava in anticipo rispetto alla sua diretta marcatrice, ed Erika Ferrara aveva un assist scomodo. Questo perlomeno abbiamo visto noi da qua. Facile, eh? Rimessa laterale Lazio, l'imbucata, la solita Tati a fermare tutto, poi Erika Ferrara va a dar fastidio a Vanessa, così come Nona su Beita. Rischio contrasto duro da quella parte, tutto regolare, non l'intervento di Vanessa su Ferrara. Calcio di punizione per il CDF, altro cambio, fuori Nona, dentro Pereira. Non alza il minutaggio di Nona Massineri, potremmo anche dire sapientemente, visto il suo passato, il suo trascorso nell'ultimo anno, un 2020 orribile, con un crociato maledettamente saltato in una partita qui a Falconara, se la memoria non mi tradisce, contro il Montesilvano. Mesi trascorsi a riabilitare dopo un intervento chirurgico e il rientro in questa stagione dopo tanti mesi, e quindi ora ci vuole un po' di pazienza, senza mai stressare troppo ginocchio e tutta l'articolazione, ad un talento cristallino, ad una classe straordinaria come quella che Madre Natura ha dotato nei piedi di Nona. Torniamo in telecronaca, 8 minuti e 17 secondi alla fine, triangolo Tati Marta, arriva Tirelli, spazza via, torna però nel quadrato avversario il Città di Falconara, torna nella metacampo avversaria la squadra di Massineri, è sempre 1-0. Stavolta è Pereira che calcia forte e ovviamente la palla, avendo poi sbattuto come avete visto sulla traversa, torna giocabile, per fortuna della Lazio, non nell'area di rigore dove c'erano un paio di calciatrici in maglia orange, ma fuori dal campo. Rimessa laterale Lazio già effettuata, e allora siamo dalla parte opposta. Torniamo a vedere quello che avevamo visto in questo momento più o meno nella prima frazione di gioco, con quasi un esercizio di attacco contro difesa alternato nelle due metacampo. Vincono decisamente le difese, non ci sono flessioni o premi da una parte e dall'altra per le squadre, perché vincono le difese. Urla Chilelli dalla tribuna, dà indicazioni montando parzialmente sopra all'allenatore ufficiale Stefano Tichetti. C'è lui indistinta per la Lazio,
Altra rimessa laterale, saremo arrivati almeno a quota 100. 7 minuti e 47 al termine. Spara da fuori ancora Vanessa, e un po' come prima ma con posizionamento opposto Di Biase interviene bene alla sua destra e con le mani aperte manda il pallone fuori. Ci prova dalla distanza. Vanessa ovviamente sceglie questa soluzione non trovando varchi ravvicinati alla porta del Città di Falconara. Calcio d'angolo. Beita scodella, c'è forse un blocco ai danni di Tati. La conclusione di Greco termina fuori. Le mani di Di Biase a rimettere il pallone in avanti, scivola Pato Dalmaz ed è un peccato per il CDF perché c'era Marta che si era smarcata. Poi gran lavoro di Isa Pereira, prova ad allungare la sua falcata, interviene Gabi Pereira, lotta, resta in campo e qui è una sfida fra due gladiatrici dal fisico molto diverso ma con grande carattere e determinazione. Sia Gabi che Pereira le hanno dato un ulteriore saggio di quanto avevamo già raccontato nel primo tempo. Ora ripiega Pereira, interviene Dalmaz, attenzione, Marta ignora il taglio in avanti di Dalmaz, stringe i denti come a dire non mi hai visto, alla stessa Marta che poi perde il controllo del pallone e regala una rimessa laterale alla Lazio. Gabi deve calciare via il pallone perché non si smarca nessuna delle sue compagne. Siamo entrati negli ultimi 7 minuti della partita, qua si decide il duello, la contesa fra Città di Falconara e Lazio. La comanda il Città di Falconara fino a questo momento con un gol di Colei che ora a suon di sportellate con Capitan Barca difende il pallone e guadagna un calcio di punizione. Attenzione alla situazione falli, 4-4 e con 6 minuti e 44 da giocare. È un fattore di cui tenere conto in una partita così bloccata. A proposito di fattori, prima c'è da tener conto e da seguire questo calcio di punizione. Siamo a quasi 15 metri dalla porta di Arianna Tirelli che ne sistema 2 in barriera. Grieco e Beita, scalata su Marta, la rincorsa di Tati, movimenti in maglia arancione, sponda, tiro da parte di Tati sulla sponda effettuata da Dalmaz. Nulla da fare, ancora pallone forte in mezzo, Pereira, Dalmaz, all'indietro per Tati, ha molto spazio, molto tempo, finta il tiro, prova l'imbucata, diventa preda però di Arianna Tirelli che lancia ancora una volta con le mani, le squadre si allungano, la stanchezza sì che è un fattore, 3 contro 2 perfetto, Pato, si allunga il pallone e poi vola sull'uscita tempestiva di Tirelli e allora siamo già dalla parte opposta, 2 contro 3 però, accelera la Pinheiro, viene fermata da un grande intervento di Pereira, il pallone termina fuori. 2 accelerazioni, 2 fiammate da una parte e dall'altra, prima Dalmaz e poi Pinheiro, nulla di fatto. Dalmaz nel 3 contro 2 precedente ha ignorato le ali che si erano sovrapposte, è andata in percussione centrale, ha visto una piccola strada in mezzo, però ha letto tutto Tirelli e ha negato il tiro comodo alla numero 99 del Città di Falconara. Tanigna pressata da Marta che anche senza palla è una delle clienti più scomode che questo campionato possa presentare nel ruolo di pivot, di prima giocatrice difensiva della squadra avversaria, mentre Tanigna si impegna contro 2, guadagna una rimessa laterale. 5-48, Pinheiro, palla sulla destra, la sfera che arriva da Capitan Barca, lotta anche Pereira, la sfera arriva dalle parti di Dalmaz, 2 su di lei, la palla carambola in avanti, spara Grieco, è un diagonale interessante ma fuori misura. Lancio lunghissimo, altissimo, ancora un pallone che arriva a pochi metri da Tirelli, esce bene su Pato Dalmaz che salta senza vedere la porta, spalla la porta, quasi ritaglia uno spazio per calciare la numero 17 Pinheiro, scolastica ma efficace la parata di Angelica Di Biase. 3 parate però di Di Biase su conclusioni dai 10 metri o giù di lì, 2 volte su Vanessa, stavolta su Pinheiro. Attenta e concentrata Di Biase che, lo ricordiamo, nel match precedente, negli ultimi istanti di
di Granzette, Città di Falconara ha negato il pareggio alla squadra locale. Attenzione, ripartenza in superiorità creata da Pereira, ma chiude bene la linea di passaggio ancora Piñeiro, che sta crescendo nel suo rendimento in questo secondo tempo rispetto ad una prima frazione di gioco un po' avulsa, senza guizzi in fase offensiva e senza particolari note di merito in fase difensiva. Rimessa CDF, si fa vedere Marta, pallone in mezzo verso Dalmaz, nulla di fatto. Tati, Pereira, bella giocata, voleva il pallone di ritorno probabilmente da Dalmaz, non è così. Tati per Marta sulla banda, prova una mossa da giocoliere Marta su Tanigna, non le riesce, guadagna la rimessa laterale. Si arrabbia Massimiliano Neri davanti alla panchina del Città di Falconara, dice qualcosa ad Acella, non sappiamo bene il motivo, non abbiamo visto nulla di particolare. Calcio d'angolo, pallone alzato, Pereira di testa per Marta, con mestiere Vanessa le dà fastidio, attenzione dalla parte opposta, Grieco salva tutto Di Biase e poi l'intervento di Isa Pereira sulla Piñeiro. Volevano fallo quelle della Lazio, voleva fallo la panchina della Lazio, tutto regolare, l'arbitro era un po' lontano inevitabilmente visto il lancio di 30 metri. Qua può succedere di tutto sugli attacchi da una parte e dall'altra, ma anche sulle ripartenze da una parte e dall'altra, mentre viene ammonito Massimiliano Neri, e questa è una notizia storica per quello che ci riguarda, perché Massimiliano Neri è un allenatore che parla veramente poco in panchina e ancor meno con gli arbitri. Non vorrei dire una fesseria, ma non so se ha mai subito un'espulsione in carriera, nella sua lunga carriera da allenatore. Ricordo un aneddoto raccontato da Massi Neri in una intervista, con paura di essere smentito. Comunque sia, con la novità delle ammonizioni anche per i direttori di gara, andare nel taccuino dei cattivi per Massi Neri è sicuramente una rarità, se non una novità assoluta. Ora c'è il portiere di movimento per la Lazio, rischia il Città di Falconara, recupera il pallone Pato Dalmaz, guadagna il quinto fallo con qualità e mestiere oltre che grinta, e arrivano gli applausi dei pochi presenti al Palabadiali di tutta la panchina del Città di Falconara. Attenzione, perché ha esaurito il bonus falli la Lazio, 5 ne ha commessi la squadra in maglia nera. Punizione battuta, Tati invoca la calma Chilelli, sa che qui si decide il match. Avanti 1-0 in Città di Falconara, finta da parte di Tati, poi Marta lancia lungo, Tati non attacca quella profondità perché sono tanti minuti nel suo curriculum di questa partita e quindi deve dosare le ultime energie senza sprecarle, soprattutto per difendere questo vantaggio d'oro di platino del Città di Falconara. Passaggio corto, la palla la può recuperare la stessa Tati, finta il tiro, lo prova, spara e poi il pallone rimpalla sui suoi piedi. La rimessa laterale per la Lazio, che rimette dentro con la maglia gialla Gabi, gioca col power play la squadra laziale. Tirelli in panchina, mette la casacca, lascia posto nel rettangolo di gioco a Gabi, che va ad agire da pivot. La porta è senza portiere, nonostante ciò Vanessa prova un dribbling, perde il pallone, esce Gabi, entra Tirelli, non ha fretta però la sua giocata. È il Città di Falconara, fase cruciale del match da seguire fino in fondo. Restate incollati con noi allo schermo, al teleschermo, al tablet, a quello che vi pare. Marta, Pereira, Pato palleggia, Pereira pressata, trova Marta che lavora bene questo pallone, va davanti al portiere, un esercizio di 1 contro 1 e lo fallisce Marta, perché è molto brava a restare in piedi fino all'ultimo. Tirelli, rimessa con le mani, voleva il cambio da Gabi, la stessa Tirelli, invece torna lei a prendere il pallone e a rimetterlo in campo. Ora si può dare anche dentro l'area, regola fra le tante nuove di questa stagione. Vanessa rischia sulla pressione di Dalmaz, davvero una delle più caparbie in questo secondo tempo. Prova il tiro Tati, la palla sbuca all'ultimo dalle parti del numero 1 della Lazio
si distende giusto in tempo per mandare la sfera in calcio d'angolo. 3 minuti e 4 secondi al termine di questa partita, meno di 200 secondi alla fine. Vediamo se alza il pallone Tati all'indirizzo di Pereira, no, lo calcia forte in mezzo. Marta non attacca quello spazio. Se l'avesse fatto avrebbe creato sicuramente un bel grattacapo, per non dire di più, alla difesa della Lazio, che invece può godere di una rimessa laterale. Non c'è il portiere di movimento, il pallone va sulla destra, si fa vedere da intermedio Tanigna, finta e lavora benissimo questa palla, voleva restituire la sfera a Beita, ma aveva attaccato lo spazio la numero 7 della Lazio. Nulla di fatto. Ancora Città di Falconara, 2:52 al termine. Pereira, palla per Marta, attaccata alle spalle, ha provato a guadagnare un fallo che però giustamente, secondo chi parla, non è stato assegnato. Contrasto malizioso sì, falloso no. E la rimessa per la Lazio. Fasi concitate nelle panchine, soprattutto in quella della Lazio, che sogna la rimonta, sogna il gol del pareggio, vuole difendere il vantaggio il Città di Falconara con le unghie, con i denti, con il cuore, con tutto. La palla termina fuori sull'errore in palleggio da parte del quintetto laziale. Chiama timeout Massineri, che parla mentre con lo sguardo prova a rubare qualche indicazione dalla panchina alla Lazio, secondo me per vedere se attaccherà ancora col portiere di movimento oppure no. Sulle ginocchia Massineri, con la lavagnetta Massineri, mentre urla in piedi il tecnico della Lazio, Stefano Ticchetti. Proviamo a sentire. Sto cercando di rubare le indicazioni delle due panchine per poi trasmettervele, perché è la fase decisiva del match, di un match che conta non solo per la classifica, perché stiamo parlando della capolista contro una di quelle squadre che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campo, in questo campionato, qual è la Lazio. Il punteggio recita 1-0 e quindi tutto può accadere in questo finale. Ha chiesto di non forzare le giocate il tecnico della Lazio, Stefano Ticchetti. Ha dato indicazioni molto tattiche Massimiliano Neri. Gioco ripreso, 2 minuti e 40 al termine. Tati, Pereira, Suolata, Tati al centro, l'imbucata per Pato che controlla e tira, non riesce a tirare, poi Pereira ruba un pallone, il triangolo con Pato Dalmaz, con grande affanno si salva la Lazio. Ha rischiato di capitolare, sarebbe stato un gol pesantissimo a 2 minuti e mezzo dalla fine, 2:20 adesso. Lazio che manda il pallone fuori con la Suolata a occhi chiusi all'indietro da parte di Beita. Possesso Città di Falconara che vuole far trascorrere più tempo possibile con il suo palleggio in sicurezza. Pereira, lungolina, l'anticipo su Marta, ancora ripiega la numero 7, Pereira verso Tati che però non ha più nelle gambe la benzina chiamata ossigeno sufficiente per spremere i suoi quadricipiti e andare a recuperare questo pallone servito male dalle sue compagne. Allora che fa la Lazio? Dentro Gabi con la maglia gialla ad attaccare con il quinto di movimento. 2 minuti alla fine, seguiamolo con grande intensità. Sale in pressing il Città di Falconara, si smarca Tanigna, bella palla per Beita, palla persa però, attenzione Marta, prova il dribbling, la porta era vuota, non riesce a ritagliarsi uno spazio per calciare. Emozioni fino alla fine. Lancio lungo, Dalmaz di testa, 2 contro 2 in avanti, attenzione a Greco, prova a inventare lei, bella la sterzata da parte di Greco, serve il pallone a Beita, non controlla, è stanca la numero 7 della Lazio, non controlla, non addomestica questo pallone. 91 secondi alla fine, vediamo Di Biase, appoggia corto per Tati, si fa vedere lungolinea Dalmaz, la palla va da Marta dalla parte opposta, orienta la palla
verso la destra, quindi serve Pato Dalmaz, palla persa, quindi Tirelli con un piattone non fantastico, così come Pereira. Marta si fa vedere Pato in avanti, riceve Pato all'interno dell'area di tacco, ancora Marta, si salva la Lazio. Incredibile chance questa per il Città di Falconara, cade a terra Vanessa sulla pressione di Rafa Pato Dalmaz. Quinto fallo anche per il Città di Falconara, esaurito il bonus da parte di entrambe le contendenti. 1 minuto e 6 secondi alla fine, attacca ancora con il quinto aggiunto, si sbraccia Massineri, urla Stefano Tichetti, avvincente il finale, equilibrato con questo pallone sanguinoso ceduto in orizzontale dalla Grieco, non riesce ad approfittarne Pereira. Calma Tanigna, 50 secondi al termine, la numero 10 imposta, posizione centrale. Vanessa tra le linee, arriva Grieco, l'imbucata è d'oro, Gabi! Incredibile errore di Gabi, per la Lazio. Manda fuori il più comodo dei rigori in movimento su un attacco portato a 5 dalla Lazio in maniera perfetta. È stata letteralmente bucata la retroguardia del Città di Falconara. Gabi l'ha mandata fuori da 2 passi. Palleggia ancora il Città di Falconara, 38 secondi alla fine. Pereira, lancio lungo di testa, Marta verso Dalmaz, si allunga Tirelli, pallone fuori. Adesso è esploso il match a suon di adrenalina e di emozioni e di vibrazioni. Palla nell'area, Marta, deviazione, calcio d'angolo ancora. Sono secondi d'oro per il Città di Falconara, guadagnati questi con un doppio calcio d'angolo. Pereira va a prendere il pallone dietro un canestro posizionato là, può ragionare sotto la tribuna più lontana al nostro punto di osservazione. Occhio ai falli, pallone in area, Pereira, Marta prova a calciare, non trova il pallone perché salva tutto Beita, poi serve Vanessa, il suo guizzo, palla in mezzo, attenzione, fallo, giusto. Vanessa è andata in mezzo a 2, non sono state sufficientemente fredde quelle del Città di Falconara. Sesto fallo, tiro libero a 14 secondi dalla fine, chiusura di match thrilling a piccoli passi come fosse un miglio verde. Vanessa porta il pallone sul dischetto dei 10 metri, rimbalza pochi centimetri avanti la linea di porta Angelica Di Biase. Qui si decide il match, tiro libero, la rincorsa chilometrica di Vanessa. Sinistro, para Di Biase, si oppone al sinistro, potente angolato di Vanessa, dice no, ancora una volta provvidenziale l'estremo difensore del Città di Falconara. Ha negato il pareggio alla Lazio, ma non è finita, calcio d'angolo, mancano 13 secondi. Il pallone scodellato di testa allontana Dalmaz, esulta per il suo intervento difensivo. Rimessa laterale, la battuta da parte di Beita. Adesso sì che ci siamo scaldati, perché la partita ci sta regalando situazioni davvero emozionanti. Finta, Vanessa, calcia forte, in mezzo, la palla resta lì, Greco, ed ancora Di Biase ad uscire scivolando sul parquet e allontanare, anzi neutralizzare il pericolo. La palla termina fuori, rimessa laterale per la Lazio, 3 secondi al termine. Voleva la rimessa Pato Dalmaz, non è così. 3 secondi al termine, deve calciarla forte dentro e così farà la Lazio. Tanigna, forte, muro del Città di Falconara, guardate qua Pato Dalmaz, 2 secondi, secondo tentativo per la Lazio. Tocco, tiro, il pallone dentro, attenzione, suona la sirena, vince il Città di Falconara, vince 1-0 capitalizzando il gol trovato dopo 4 minuti e 2 secondi da Rafa Pato Dalmaz. Quel calcio di punizione orchestrato alla perfezione, prima da Tati e poi dalla stessa numero 99. Valgono 3 punti d'oro per il Città di Falconara. Resta a punteggio pieno il club di Marco Borramucci, la squadra allenata da Massimiliano Neri. Esce sconfitta quest'anno la squadra della Lazio di Daniele Chilelli e di Stefano Tichetti.
volano le Citizens a 9 punti al comando della classifica. Prova del 9 superata, gran partita della Lazio, gran partita difensiva, gran partita sotto ogni punto di vista da parte della Lazio, ma a vincere possiamo dire tutto sommato con merito è il Città di Falconara. Io vi ringrazio per essere stati al nostro seguito, è stata una partita in crescendo rossiniano a livello di emozioni. Da Matteo Magnarelli, da PMG Sport Futsal è tutto, buona serata.